Ci sono delle novità in casa Carregas dopo l'addio di Giuseppe Deni che ha consegnato la squadra al sindaco Franco Miciché. Infatti l'onorevole Calogero Pisano alla ripresa degli allenamenti ha voluto incontrare la squadra e gli addetti ai lavori rimasti, esternando la volontà di voler aiutare l'Agragas in questo momento particolare, assicurando aiuti concreti per completare dignitosamente insieme ad altri amici la stagione. Ma seguiamolo in questa intervista. Onorevole Lillo Pisano scende in campo per aiutare l'Akragas. In che modo? Quale sarà il suo supporto, apporto all'Akragas? Sì, intanto volevo tranquillizzare un po' tutti i tifosi dell'Agragas, il quale tra l'altro ne faccio parte io da quando sono piccolo, dicendo che domenica l'Agragas scenderà in campo contro la Scavatese. Scenderà in campo perché da parte mia, da parte di un sacco di amici che oggi mi hanno telefonato, c'è la volontà di sostenere l'Agragas, non solo domenica, ma anche di naturalmente non mortificare la nostra squadra e la nostra città e cercare di arrivare a fine campionato. Da parte nostra c'è veramente la volontà e l'impegno per la città, per la squadra, ma soprattutto per veramente portare avanti a termine quello che è il campionato, perché sospendere questo campionato è un fallimento un po' di tutti e noi non ci possiamo permettere di fallire in un momento così importante per la nostra città, tra l'altro che è Agrigento capitale della cultura e tra l'altro è una città, ha un nome e una storia anche a livello calcistico, non possiamo permetterci di fallire. Quindi da parte mia, da parte di tanti amici c'è la volontà e la voglia di portare avanti la nostra Agragas, di portare avanti la nostra città. Lei ha incontrato la squadra, lo staff tecnico, i dirigenti, cosa vi siete detti? Io ho voluto tranquillizzare la squadra e naturalmente tutto il gruppo, lo staff che lavora affinché naturalmente si porti avanti, diciamo, questo campionato, dicendo che la città è con loro, gli agrigentini è con loro, naturalmente siamo in attesa di qualche risultato positivo e affinché naturalmente si possa salvare quest'anno l'Agragas.